so, queste cose non si fanno, ma noi le facciamo uguali, perché allora siamo all'interno dell'azienda di Zente Noa e stiamo andando a rompere le scatole a un gruppo che sta provando, c'è Cecilia Concas che sta provando lo spettacolo, si stanno organizzando per il nuovo disco, noi andiamo lì, vediamo cosa succede. Intanto ben trovati, questo naturalmente è il Prudie e questa è una puntata particolare, segui Minello. Stanno provando, vediamo un po' se ci aprono. Scusate, ci aprite per favore, la televisione. Siamo della televisione, 5 Stelle Sardegna. Non mi apro. Grazie, mi apri? Che? Ciao. Oh. Mi fate entrare per favore? Ma siamo, cioè, non ti aspettavamo, stiamo provando. Comunque, certo che ti facciamo entrare. Ok, grazie. Sei benvenuto come sempre. Ciao Paul. Ora approfittiamo, intanto grazie a Paolo Zudas che ci ha fatto entrare, intanto buonasera a tutti quanti voi, ciao Cecilia. Ciao, buonasera. Allora, come va? Bene, inaspettata questa visita. Inaspettata, però insomma ci voleva, perché allora, intanto state provando il nuovo spettacolo che è in giro per tutte le piazze. Esatto. Poi state praticamente provando le canzoni del nuovo album. Il nuovo album, Miradas Arcanas. Che vuol dire? Sguardi misteriosi. Sguardi misteriosi. Raccontami un po' questo progetto come Cecilia Concas con questa nuova formazione. Intanto direi di presentare i miei ragazzi. Allora, alla batteria abbiamo Paolo Zuddas, al basso Giancarlo Longoni, alla chitarra Piero Marras, alla tastiera, fisarmonica e organetto Peppino Bande. E naturalmente la voce Cecilia Concas. Cecilia Concas. Allora, parliamo di questo prodotto, di questo progetto. È un progetto bellissimo, funzionerà sicuramente, vendrò tanti dischi, speriamo. Facciamo gli scongiuri intanto. No, è un progetto che va avanti già da 2 anni e insomma c'è stata un po' la ricerca dei brani, le tonalità, riprove, come doveva essere e adesso siamo arrivati alla conclusione, quindi prossima uscita. Ma all'interno di questo CD quante canzoni sono contenute? All'interno ci sono 10 canzoni e sono una più bella dell'altra. E tra le prove poc'anzi ero fuori ho sentito una canzone Ninna Nanna. Sì, è una Ninna Nanna, è molto bella, molto dolce, un bel ritmo. Ne ascoltiamo un pezzo allora durante le vostre prove. Questo è anche il tuo primo album pop, perché poi gli altri 3 erano completamente tradizionali. Sì, erano molto tradizionali, con le classiche canzoni, Canto il Re, Muttos, Balli e via dicendo. Invece questa è tutta una nuova sonorità e insomma mi auguro che piaccia. Una produzione naturalmente curata da Zente Noa e quindi Giovanni Leonardi. Giovanni Leonardi, nostro papà. Il nostro papà, Sì. artistico. Artistico.
Allora, facciamo una cosa, noi qualcosina l'abbiamo ripresa comunque perché durante le vostre prove. A proposito di Canto in Re, facciamo qualcosa di tradizionale anche per rispolverare quello che è stato il tuo trascorso. E facciamo un pezzo di ballo. Vai, un pezzo di ballo, ce la facciamo? Vi lascio, un pezzo di ballo, vai. Zona boreddu sorganetto, gostosero invita per festa manna, caffina Antonico con Giovanna, si poneno a ballare, si poneno a ballare, si poneno a ballare su Dottone su vioccu, su istire sta festando dia, a io ballata, io a marrania, le ade a brazzetto sul gioco. A io ballata, io a marrania, a io ballata, io a marrania, le ade a brazzetto sul gioco, le ade a brazzetto sul gioco. Io vi ringrazio veramente, saluto tutti i tuoi musicisti, saluto te Grazie a te. e naturalmente speriamo che questa sia una stagione bellissima per tutti quanti voi. Ah, me lo spero proprio. Bene. Sì. Grazie Cecilia Concas che tra l'altro prossimamente, non diciamo quando, ma tornerà al Pol Bar e ci darà questa esclusiva della presentazione del suo disco. Ciao. Ok, ciao ciao. Ciao a tutti, arrivederci. Ninna nanna de una notte